Tutto pronto a Samugheo per Tessingiu, la mostra dell'artigianato sardo che quest'anno festeggia la 50ª edizione. Sono infatti trascorsi 50 anni dalla prima mostra dell'artigianato del Mandrolisai, nata per volontà della Proloco di Samugheo, allo scopo di salvaguardare, valorizzare e promuovere l'arte manifatturiera tradizionale, in particolare quella tessile, dei paesi incastonati nel cuore dell'isola. Sabato alle 19, alla presenza dell'assessore regionale al turismo e dell'artigianato Barbara Argiolas, il taglio del nastro per l'evento che vede in prima linea Comune, Museo e la Proloco. E per l'importante appuntamento Tessingiu si presenta in una veste nuova, ricca di fascino. La location, scelta per ospitare i manufatti realizzati da 95 artigiani provenienti da tutta l'isola, è infatti un esempio di archeologia industriale, l'ex cantina sociale. A curare l'allestimento l'architetto Roberto Virdis. Una riscoperta di un edificio storico, ormai storico, un luogo di lavoro. All'interno di questo luogo di lavoro ci sono le produzioni degli artigiani di tutta la Sardegna, i migliori artigiani di tutta la Sardegna, che presentano le loro collezioni, i loro lavori, i loro manufatti. Le sale del Muraz sono invece la scenografia di una esposizione-installazione capace di coniugare armoniosamente tradizione, alta manifattura e tecnologia multimediale. In occasione della 50ª edizione di Tessingiu, il direttore del museo Benjo Cucu e il sindaco Antonello De Melas presenteranno infatti i progetti realizzati grazie alla donazione del principe Karim Aga Khan e a lui dedicati, la collezione del principe, il tappeto corale con il video d'autore e il catalogo del Muraz. Sì, il Museo Muraz quest'anno, in occasione della 50ª edizione di Tessingiu, ospita 2 dei 3 progetti realizzati in onore del principe Karim Aga Khan. I 2 progetti sono una collezione di manufatti tessili in formato da coperte e tappeti e il tappeto corale. La collezione va dagli anni 50 fino ai giorni nostri. Il tappeto corale invece è un tappetto lungo 12 metri formato da diversi segmenti che al tocco azionano un dispositivo che proietta le interviste delle artigiane storiche di Samugheo. Quindi un tappetto corale interattivo e multimediale. Soddisfatto il sindaco Antonello De Melas. Siamo arrivati finalmente al 50° anniversario della mostra dell'artigianato di Samugheo. È un orgoglio dell'amministrazione, ma penso anche di tutto il paese, di tutta la comunità. È un bel traguardo. 50 anni fa, quando la Proloco ideò la mostra dell'artigianato del Mandrolisai, penso che non si aspettavano un risultato così lungo e così importante. Dal Mandrolisai ci siamo allargati e siamo arrivati ad accogliere adesso le produzioni artistiche di tutta la Sardegna. Quest'anno abbiamo voluto fare le cose un po' più in grande, abbiamo voluto dare più spessore alla mostra utilizzando una location nuova, una location molto particolare e suggestiva. Sono gli spazi dell'ex cantina sociale, un esempio di archeologia industriale degli anni 50 che abbiamo recuperato proprio per adibirli alla mostra dell'artigianato, ma anche per utilizzarli per altre iniziative sia dell'amministrazione comunale che del Muraz, che iniziative anche delle vicine scuole statali. Per valorizzare ancora di più questi 50 anni e per rendere anche il giusto omaggio a una persona molto importante per l'artigianato della Sardegna e che ci è stata vicina in questi anni, e cioè il principe Karim Aga Khan, abbiamo voluto quest'anno appunto presentare quelli che sono il frutto del lavoro della donazione del principe. Il progetto Collezione dell'Aga Khan è un progetto che vuole valorizzare quella che è la produzione dell'artigianato samughese dagli anni 60 in poi, e cioè dal boom dello sviluppo dell'artigianato tessile del dopoguerra fino ad oggi. Abbiamo completato la collezione del Muraz che mancava appunto dei pezzi dagli anni 60 in poi. Abbiamo realizzato il catalogo del Muraz, un altro elemento molto importante, e poi abbiamo voluto raccontare la storia dei nostri artigiani, di quelli che hanno fatto la fortuna sia loro che di tutto il nostro paese, che hanno fatto conoscere al mondo intero quella che è la laboriosità e il saper fare delle nostre donne. E penso che questo sia qualcosa di positivo, qualcosa che sicuramente riconoscerà il nostro donatore.
In occasione di Tessingiu, Samugeo accoglie anche le prelibatezze enogastronomiche della Sardegna e alcuni dei suoi più talentuosi interpreti per tessere un affascinante dialogo tra storia, design, sapori e saperi. L'evento, coordinato dall'antropologa culturale Alessandra Guigoni, è articolato in 4 serate di live cooking, in programma anche altri eventi collaterali, convegni, spettacoli e laboratori.